Sol chi non lascia eredità d'affetti, poca gioia ha nell'urna. Con questa frase di Ugo Foscolo, l'assessore al turismo Paola Mar ha voluto presentare il Ciani Festival, un evento nato per ricordare il batterista originario di Zellarino, Gianluca Pistolato, detto Ciani, appunto, mancato all'età di 44 anni per un tumore. Di una persona giovane che aveva dato, sempre sorridente, che aveva dato un segnale al proprio paese, e il paese, la comunità ha risposto unito. Quindi saranno 3 giorni di festa nel ricordo di una persona che tanta passione aveva messo nella sua vita. L'associazione, fondata da amici e parenti, tra cui il fratello, ha lo scopo di fare qualcosa di concreto per aiutare chi sta male, mantenendo vivo il ricordo di Ciani. Mio fratello era una persona che amava far festa, amava la musica, amava le persone, amava stare assieme alla gente. Di conseguenza sicuramente è un qualcosa, quello che stiamo organizzando e che abbiamo pensato tutti assieme, è proprio un qualcosa che rispecchia la sua natura. Questo è un festival che abbiamo inventato, creato e pensato proprio per riuscire a sensibilizzare le persone in merito a un tema che ci sta colpendo. Ci ha colpito in particolar modo noi come gruppo, ma che insomma è un problema che vivono moltissime persone, quindi la lotta contro il cancro e la ricerca e l'assistenza di pazienti oncologici. Il ricavato della 3 giorni, che si svolgerà dal 30 agosto al 1 settembre, sarà devoluto allo IOV, mentre quello della mostra fotografica di Alex Ruffini, anche lui mancato a causa del cancro, andrà ad Avapo. L'importanza è nello stare assieme e nel fare qualcosa anche per gli altri, perché chiaramente non è solo musica, ma è anche beneficenza, è anche sensibilizzazione contro una malattia che chiaramente colpisce improvvisamente e porta via qualcuno nella propria vita, e la reazione della famiglia è stata veramente encomiabile nel concetto di ricordare qualcuno facendo del bene.